Lo so, avevate ragione, avevamo detto che la scorsa sarebbe stata l'ultima puntata in open air, ma voglio dire, a fine ottobre c'è ancora sto sole e noi lo sfruttiamo. Ecco, ci sembrava opportuno rigoderci ancora lo stadio Mario Battaglini. Buonasera, benvenuti a Rugby House. È cominciato il Peroni Top 12 ed è cominciato bene con la vittoria della Femici Z Rugby Rovigo Delta in quella del Beltrametti di Piacenza contro i Lions. E uno dei protagonisti di quel match l'abbiamo voluto invitare oggi qui a Rugby House ed è Fabio. Fabio Michelotto, come stai? Benvenuto. Buonasera a tutti, intanto bene, adesso insomma sta andando bene, gli allenamenti stanno andando bene, mi sento anche abbastanza in forma, dai. E allora, E, un esordio che forse non ti aspettavi nemmeno in un ruolo che poche volte avevi giocato in pre-season, tra l'altro. sì, ecco, sinceramente non mi aspettavo neanche la convocazione da titolare, poi numero 8, insomma, ero abbastanza contento e teso perché comunque non lo nascondo, è stata un'emozione indescrivibile, insomma, il mio ruolo ci ho sempre giocato, è stato un onore grande giocare con quella maglia sabato. Ecco, tra l'altro sono tante le domande per te che sono giunte dai tifosi e non solo attraverso i nostri social, ma le prenderemo in considerazione più avanti nel corso della trasmissione. Insomma, hai già parlato dell'emozione, tu tra l'altro nel tuo profilo sul sito Rugby Rovigo Delta dici qual è il tuo sogno giocare con la Rugby Rovigo, questo sogno diciamo che in parte si è avverato. Sì, si è avverato, insomma, penso che sia un sogno di qualsiasi bambino che inizia a giocare, vedere questi ragazzi che giocano nel massimo campionato italiano, penso sia un sogno per tutti poterci arrivare. Non me l'aspettavo, sono stato molto, come si dice, Contento, certo. contento di venire qua, Tra mi sto l'altro, divertendo. tra l'altro la tua storia, cioè, sono anni che si dice che prima o poi avresti dovuto insomma, venire a Rovigo e la tua chance, e questa chance è arrivata. Come mai secondo te è arrivata quest'anno e non magari qualche anno fa? Ma sinceramente non saprei, forse per i risultati ottenuti a Badia o magari l'allenatore ha avuto occhio per me, sinceramente Magari anche questi allenamenti non del martedì saprei. insieme ha potuto agevolarti secondo te? Sì, sicuramente sì, comunque è uno specchio da mettersi in luce bene, comunque è stato molto utile a noi. L'anno scorso siamo migliorati molto come squadra, come meccanismi e ci ha aiutato non molto di più. Ecco, insomma, ricordiamo che il martedì l'anno scorso e anche in questa stagione c'è questo allenamento congiunto fra Femici Z Rugby Rovigo Delta e Rugby Badia. Ovviamente Fabio arriva da Badia, cresciuto nel Badia sin da in tenera età, insomma, Sì, sì. per cui diciamo quest'anno è approdato in prima squadra qui a Rovigo dopo qualche finestra legata al Seven, perché già 2 anni che hai fatto il Seven, una Sì, sorta sì, è di 2 anni che mi convocavano. di anticipazione, no? Sì, sì, sì. Ecco, come vivevi questa tua, diciamo, vita sportiva, che tra l'altro è una parte della tua vita da badiese, cresciuto a Badia con questa speranza di venire a Rovigo? Magari arrivava a settembre e diceva, neanche stavolta ce l'ho fatta", com'è che era? Ma no, io non ho mai avuto grosse ambizioni, non sono uno che si punta di arrivare per forza, io mi diverto, è una passione per me grande questo sport ed è arrivata l'occasione e l'ho preso la palla al balzo perché se non prendevo questa ma Se già, no- non capitava mai più secondo già me. rimbalza la palla da rugby è difficile, Sì, no? infatti, infatti. Da pensare, da La prevedere. vita quotidiana io lavoravo perché quest'anno ormai faccio fatica No, ma in dopo non azienda. anticipare, Ah, perché ok. abbiamo tante Ok. domande per te che ci hanno incuriosito. E, ecco, quando hai deciso di venire a Rovigo, no? La tua storia a me piace molto, perché c'è, voglio dire, siamo in una realtà rugbistica in cui sono tanti asterischi, tanta gente che arriva dalle accademie, la tua è una storia che parte dal basso, come succedeva anche tanti anni fa, no? Quando c'era qualcuno che si metteva in luce nelle società Sì, limitrofe sì, e poi sì, aveva sì. un'occasione qui a Rovigo, per cui diciamo ha un gusto, un retrogusto diciamo, molto piacevole, ecco, questa Diciamo cosa. che è sudata parecchio perché comunque si lavora, anche se a Badia non è professionismo, ci si impegna molto, il livello a parer mio è un buon livello, dopo magari un po' di sfortune così si possono avere come squadra lì. Però insomma ultimamente si sta alzando molto il livello anche a Badia in Serie A, dopo peccato qualche retrocessione, dopo subito ripresa, comunque
stanno lavorando bene, sì, stiamo. Certo, Mi sento, certo, adesso sono a Rovigo, ma sinceramente mi sento certo. ancora, Ci ancora a mancherebbe, Badia, ci ancora a Badia. mancherebbe. Il mio cuore è lì, insomma, sono cresciuto, ho iniziato a 12 anni a Badia, ho fatto la carriera lì, qualche CIV, convocazione, qualche nazionale così. E facevo anche esterno per l'Accademia di Mogliano, qualche volta andavo su e insomma così. Ecco, chi è stata la prima persona ad essere informata della tua firma qui a Rovigo? A chi l'hai detto per primo o chi hai detto quando hai capito che era l'anno buono? Cioè, Cioè, nel senso, come... quando hai saputo che c'era un'offerta, c'era la possibilità reale di venire qua? Ah beh, a mio papà, perché insomma lui ha giocato anche lui qua per 6 anni e mi sentivo in dovere di dirlo a lui per primo, ecco. E com'è stata la sua reazione? Diciamo che da una parte è orgoglioso perché insomma anche lui ha avuto le sue opportunità qua e dall'altra un po' infelice ha fatto per il lavoro, ecco. che, dopo, Però che dopo andremo bene a capire, ho delle domande specifiche da farti. certo. Allora, andiamo un po' al match di sabato scorso con i Lions, una partita che insomma, vabbè, dopo 45 punti, però forse è una partita in cui Rovigo non ha performato al massimo. No, abbiamo fatto parecchi errori individuali, secondo me, perché volevamo giocare individualmente, non abbiamo giocato molto di squadra. Magari qualche passaggio di troppo che magari poteva essere tenuto e essere passati per un punto di incontro, forse ci avrebbe aiutato di più come prestazione. E dopo, vabbè, dai, era la prima partita, qualche errore ci sta, dai, dobbiamo ancora un Certo, po' rodarci. Siamo tanti ragazzi giovani, molti nuovi che arrivano da altre società, da altre in realtà, certo. realtà. E comunque io sono molto soddisfatto, molto contento, anche se l'allenatore non è stato soddisfatto al 100%, però della prestazione di tutta la squadra sono contento. Ecco. Ecco, e allora diciamo in questa prima giornata tutte le big, chiamiamole così, del Peroni Top 12 hanno vinto, hanno portato a casa 5 punti e ricordiamo domenica si gioca, non sabato, domenica alle 15 c'è il cambio d'orario per cui insomma viene anticipato di un'ora come poi tutta la parte invernale del top 12 qui al Battaglini, arriva le Fiamme Oro. Questa partita è probabilmente il primo match in cui due potenziali diciamo team legati ai playoff o con velleità di playoff si sfidano. Noi abbiamo già vissuto un match in pre-season con loro, per cui Sì, come la vedi questa partita? Tosta perché comunque loro fisicamente sono performanti, hanno una buona mischia e ci stiamo preparando per affrontarli al meglio. Stiamo capendo anche noi come gestire un'eventuale mischia pesante e forte e dobbiamo giocarcela con tutte le nostre carte al 100, anzi 110% perché se uno ha un obiettivo deve giocare tutte le sue potenzialità subito. Certamente. Fiamme che hanno battuto Sandonà, Fiamme che proprio in mischia hanno ottenuto diciamo, quello slancio verso la vittoria, mentre hanno sofferto un po' di più nei punti di incontro con Sandonà, per cui insomma sicuramente avrete studiato quello che Certo. sono le cose da fare e noi non lo diremo certamente. Facciamo una cosa, andiamo a vedere i 45 punti della FMCZ Rugby Rovigo Delta al Beltrametti nella prima vittoria stagionale contro i Lions e poi ritorniamo perché abbiamo una gran voglia di scoprire Fabio. Il cammino verso la gloria della FMCZ Rugby Rovigo Delta 2019-2020 parte dal Beltrametti di Piacenza, deve ricominciare da terra. Succede con i piloni Nico D'Amico, lì attorno al raggruppamento e c'è la meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta subito all'inizio qui a Rovigo. Dopo una vita passata al Petrarca, chiari sono due le squadre piacentine questo lancio e ancora al drive rossoblu che ha portato i primi 7 punti con Matteo Ferro prima, c'è già un vantaggio per la squadra di Umberto Casellato, vediamo Cittone, Francesco Modena, il kick per la corsa di Diego Antal, meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta ed è un'ottima azione, bravissimo Francesco Modena, ha la possibilità di riprendersi questa maglia numero 12, Gentino arrivato un mese fa, ancora Guglielmo
C'è un bel buco da parte dei giocatori del Lions e poi la meta di Bruno presa immediatamente. Capitano dei Lions, giocatore 7 che sa per deformazione leggere. Serve una pulizia. La palla è giocabile. Citon. Matteo Ferro portare avanti il pallone in mezzo agli avversari. Rovigo che riesce a guadagnare qualche metro importante, potrebbe esserci un gran buco e c'è con Lorenzo Citton, grandi gambi per lui, il sostegno esterno, arriva puntuale, preciso, la meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta, firmato ancora da Diego Antel. Abbassando le velleità di ritorno, rollero al lancio, ultimo blocco, proviamo a interferire, ci riusciamo, palla che viene sporcata, per cui deve ricominciare. Il Lions subito con Marco Conti. Tentativo di turnover tenuto alto. È scippato molto bene Rovigo con Edo Lubian. La gioca con Antle. È stata letta perfettamente quella che è stata l'azione da parte del Rovigo. E se ne va sull'out di destra con la meta a Calvisano. Non a caso. Pass mancava nella finale del 18 vinta dal Petrarca. L'obiettivo si sa ed è inutile ribadirlo. L'introduzione molto bassi. I giocatori rossoblu adesso iniziano a macinare, a muovere, stanno andando dentro con tanto di pallone. Questa è meta di penalità per Rovigo. Arriva la quarta meta della FMCZ Rugby Rovigo proprio in chiusura del primo tempo. Troppo lunga, potrebbe essere del Rovigo. Jacques Momberg a impossessarsene. James Ambrosini, non una grande palla, al volo, di piede, da terzinaccio, però palla ancora del Rovigo con Francesco Modena. La situazione vantaggiosa per Rovigo. Giamavian, pronto Momberg, ci prova lui, abbassa la spalla e va a contatto. Piva va a imbeccare i propri avanti. Ferro pronto a ricevere, subito a percuotere il capitano. Piva, Jimmy Ambrosini fuori, Odiete per qui, è uscito Ciofi, reverse pass per Mastandrea. E c'è la meta di Edoardo Mastandrea, la sua prima meta in Peroni Top 12. Andrea Meniti Ippolito. Palo. Costruito il drive alla ricerca della sesta meta. Ferro, primo blocco, non contestano i Lions. La volontà dei Lions sarà quella di cacciare fuori Rovigo, ma non ci riesce. L'abbrivio di quelli importanti, di quelli che conta. E tutto dice che potrebbe essere una meta per Rovigo. Avanza, stanno andando oltre. C'è la meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Ancora Matteo Ferro, settenne di Rubano. Se infilerà l'H. Prima il palo, nemmeno stavolta entra. Buon angolo di corsa dettato. Piva, c'era la salita molto rapida, la classica rush defense a mettere sotto pressione. Piva che fa fatica a tirare fuori questo pallone. Adesso la palla esce con Pomaro sull'ampiezza, ottima la corsa, adesso lo scarico, arriva la meta siglata direttamente da Andrea Meniti Ippolito. Consistente, qualche errore decisamente, non una partita perfetta da parte del rossoblu, però diciamo che non è mai stata questa è una grande trasformazione da parte di Meniti Ippolito. C'è il giocatore rossoblu a terra, è Matteo Ferro, abbastanza stanco probabilmente per la prestazione. Ci prova Bruno, il capitano, messo giù, placcato, forse alto, tutto bene. Rientra anche Ambrosini dalla chiusa, pallone Fontana, forse utilizzato non perfettamente. Vediamo, non c'è nessun tipo di vantaggio. Meniti Ippolito va a calciare direttamente in out, attendendo probabilmente il triplice fischio finale. Così arriva Rovigo, vince la prima sfida. Il man of the match player of the match è Matteo Ferro. Bentornati in studio, meglio al Tempio, stadio Mario Battaglini, per questa puntata di Rugby House verso la seconda giornata di Peroni Top 12, in cui domenica alle ore 15, domenica 27 ottobre, la FMCZ Rugby Rovigo Delta affronterà le Fiamme Oro. Dicevamo un match già in proiezione playoff, o perlomeno tra due contendenti che hanno questa sorta di aspirazione. Parlavi della mischia, Cremisi, delle Fiamme, qual è qualche altro punto che avete studiato, avete magari cercato di analizzare maggiormente? Un punto di forza loro? Beh, punto di forza per adesso è molto impuntato sulla mischia forte e comunque noi proviamo a un gioco come siamo capaci, veloce e cerchiamo di sovrastarli lì, ecco.
dando molta importanza, ecco, appunto alla mischia, sapendo che la loro è molto performante, ecco. E come dicevo prima, dobbiamo giocarci tutte le nostre carte, ecco, da portare a casa la partita. Ecco, allora volevo aggiungere una cosa, fiamme che abbiamo già affrontato in pre-season, quanto diverso sarà l'incontro rispetto al match di settembre? È totalmente diverso a parer mio, insomma, era una delle prime partite in precampionato e loro hanno magari provato qualche giocatore, qualche giocata, noi abbiamo provato qualche giocatore, giocate nuove, ma sarà totalmente diversa, soprattutto dal carattere, partirà da lì, ecco la differenza. Ecco, è una sfida anche interessante perché si affrontano due allenatori con visioni totalmente opposte. Certo, Umberto prettamente legato all'attacco, Guidi alla difesa. grande studio della difesa, perché insomma sarà divertirsi. Sì, ci sarà proprio da divertirsi. Tra l'altro sono gli ultimi giorni di campagna abbonamenti, per cui venite chiamati in segreteria per prendere la vostra tessera e poter seguire secondo dopo secondo la stagione della Femici Z Rugby Rovigo Delta. E Fabio, è ovvio che venire a Rovigo per te l'avevi un po', diciamo, anticipato, vuol dire avere un cambio di vita importante, insomma. Molto importante, insomma. Quindi Sia- dici la parte triste di tuo papà quando ha saputo che dovevi venire a Rovigo. Ecco, siccome abbiamo un'azienda familiare di conto terzi, azienda agricola, ecco, ho dovuto abbandonare perché allenandosi sia la mattina che il primo pomeriggio, insomma, al lavoro non riesco a fare molto. E ero preoccupato, ecco, da una parte non era contento, appunto perché manca forza lavoro, insomma. Ecco, Fabio, una diceria che c'è attorno a te, legata a questa tua attività agricola, Certo. è che di palestra. Mai fatta. No. Beh, a Badia quando riuscivo magari qualche volta andavo, mi facevo vedere, ecco, non è che Facevi l'asciugamanino? Sì, sì, ma ho fatto tanta palestra in campagna, Sì, eh? ecco. Una Sì. palestra vecchia scuola. Vecchia scuola, esatto. E se tu avessi fatto palestra? No, non ce la facevi più. No. Troppo pesante il Sì, lavoro. sì, è pesante il lavoro, pesante il rugby, bisogna cercare di equilibrare un po' le due cose, se no arrivi al punto che fai male tutti e due, ecco. Certo. Domanda, cos'è che ti ha colpito di questo passaggio? Qual è la differenza che hai notato che magari non ti aspettavi fosse così? Beh, di certo il livello atletico che c'è qua è nettamente superiore. Ci ho messo un po' ad adattarmi, a prendere il passo con gli altri ragazzi, spero di migliorare, perché comunque insomma, de- c'è sempre da migliorare nella vita. E, Quindi l'aspetto proprio fitness. fitness, sì, molto, su quello l'ho accusato molto il colpo, ecco. E dopo, vabbè, il rugby uno ce l'ha dentro, secondo me, poi sì, migliorare le tecniche, ma la parte la visione così uno secondo me ce l'ha di natura, ecco, è molto istintivo a parer mio come sport. Ehm, Umberto è della tua stessa linea? penso di no. Penso di no. Come sta impostando il gioco è molto quadrato, cioè dopo va a situazioni anche il gioco di Umberto, cioè, non sempre si può iniziare e finire con la stessa giocata, ci sono molte varianti e bisogna adattarsi anche a quello che succede in La campo. scelta tattica. Dopo lui Certo. vuole molto il decision making, che anche lì uno per quanto può allenare o ce l'ha, secondo me. Certo. E mi ricordo di te una mattina di agosto col tuo asciugamanino, forse una delle prime volte in palestra che andavi nella tua vita. Cosa pensavi in quelle mattine che dicevi, ti rendevi conto magari che il gap fitness era da colmare? Mi dicevo di me dati una mossa perché sennò qua. No, adesso a parte gli scherzi, non pensavo a niente, ecco, pensavo a lavorare, a recuperare
la prestanza fisica e raggiungere gli altri ragazzi. Ecco. L'accoglienza com'è stata qui? Come ti aspettavi? Tanto i ragazzi li conoscevi quasi tutti, no? Quelli Sì, vecchi. alcuni, non proprio tutti. Edoardo, Matteo, li conoscevo, Vian l'ho conosciuto quando facevo l'esterno in Accademia a Treviso, sì, Mogliano. Sì. Sì. È stata una bella concorrenza in seconda e terza. Sì, si sente, si sente. E tu preferisci, a quanto ho capito, l'8 che la seconda linea? Sì, però se c'è, cioè, non mi tiro indietro, ecco, gioco dove vedono di mettermi, io sono a disposizione. Ecco, ti volevo chiedere una cosa, sono state tante le domande dei tifosi nei tuoi confronti, no? Io però volevo farti una domanda più precisa, più tecnica. Ti è già arrivato l'acconto PAC 2019 o no? No, quello arriva a gennaio dell'anno successivo. Allora facciamo una cosa, andiamo a vedere quelle che sono diciamo, le news che arrivano dagli altri campi e poi rientriamo perché Fabio ha una doppia vita e questo è stato solo un primo passo. Match difficile per le Fiamme Oro nel prossimo weekend. La squadra dei Guidi affronta il Rovigo di Casellato, un match che probabilmente entrambe le squadre avrebbero preferito giocare più in là nel corso della stagione, quando le rose sono ben amalgamate e il gioco è rodato. Di fatto sarà una partita molto interessante, soprattutto per quello che hanno fatto vedere le Fiamme Oro nella scorsa partita contro il San Donà. Una vittoria davvero convincente e consistente. L'arma in più dei Cremisi di quest'anno probabilmente è la panchina, più lunga ma soprattutto competente, soprattutto con elementi che hanno tanta voglia di giocare, tanti giovani, alcuni provenienti dalle accademie che già hanno ben figurato nella scorsa settimana. Quindi, che dire, occhio al secondo tempo del match, perché ne vedremo delle belle fino all'80°. Secondo turno subito decisivo per la Lafer San Donà, chiamata a misurare le sue ambizioni affrontando la seconda big consecutiva dopo le Fiamme Oro del primo turno. Per l'esordio stagionale del Pacifici, la sfida al Valo Rugby diventa infatti già una prima prova di maturità per il 15 del Piave, che sul sintetico romano ha dimostrato di essere lontana parente della squadra impacciata di inizio anno scorso, avendo trovato continuità sul piano della solidità e della confidenza con l'ultima parte della stagione passata, con in più l'iniezione di qualità portata dalla mediana nuova di Zecca composta da Francescato e Katz da miscelare con l'alternativa Petrozzi di rientro dal periodo con la Benetton come permit, che consentirà a Craig Green di qui in avanti una buona varietà di opzioni sulla lettura della partita. Peccato per alcune crepe difensive costate carissimo, ma il bonus conquistato e le sensazioni di aver buttato una grande chance di cominciare col botto vero saranno la base su cui lo staff bianco-celeste imposterà il match. Chiaro che per provare a battere questo Valo Rugby servirà il miglior San Donà, quello che al Pacifici con la giornata giusta è stato capace di prendersi lo scalpo di Calvisano o di Rovigo. Concentrazione massima per 80 minuti, gran lavoro davanti e una difesa aggressiva ma disciplinata, poi provare ad inventare palla in mano, perché gli uomini ci sono, con due leader veri come Derbyshire e Catalan a trascinarsi dietro tutti gli altri. Il tecnico Reggiano Manghi è però uomo capace di motivare al massimo le sue squadre. Lecito non attendersi alcuno sconto o sottovalutazione da parte rossonera. Sarà una gara vera, per giocatori veri, con rimessa laterale, breakdown, le due aree di gioco cruciali per definire gli equilibri. Non è un derby, i punti in palio non faranno la differenza come nelle ultime giornate, ma davvero la partita è roba seria, anche se solo la seconda giornata. A San Donà ci credono, battere il Valo Rugby significherebbe dare un segnale forte e chiaro a tutti, dentro lo spogliatoio, ancor prima che all'esterno. Squadra in campo alle 15, arbitra il beneventano Schipani. Bentornati in studio, abbiamo visto le news che arrivano dagli altri campi per quanto riguarda il Peroni Top 12, ovviamente salutiamo e ringraziamo tutti i collaboratori dai campi, insomma, che anche quest'anno fanno parte del nostro progetto, un modo per tenervi aggiornato su quello che capita nella massima serie di rugby italiana. Allora, dicevamo, i tifosi che scrivono, che vogliono saperne di più di Fabio, è ovvio che per tutta la puntata abbiamo ormai capito che la doppia vita di Fabio è legata all'agricoltura, legata alle macchine agricole, alla campagna. Sei più un cultore della John Deere, del Fend, della New Holland, di cosa? Del Fend. Del Fend, ok, verde tutta la vita. Quindi. Verde tutta la vita, sì. Ok, allora Francesco Rossi, ciao Fabio, come stai? Cosa preferisci del mondo dell'agricoltura e perché? Allora,
Mi è sempre piaciuto lavorare in campagna per il semplice motivo che sei all'aria aperta. Io sinceramente non mi vedo in un ufficio, chiuso in un ufficio davanti a un computer, e quello è sempre stata la mia spinta di continuare in questo mondo. Ok, poi c'è Matteo, ciao Fabiotto, come sta andando la raccolta del mais? Non è andata molto bene quest'anno, abbiamo preso una tempestata che ci ha rovinato il raccolto, ecco. Ecco, ciao Fabio, che mezzi utilizzi per lavorare? E Nicola so che ha anche lui una doppia Sì. vita più o meno come la tua. Che mezzi utilizzi quindi? Beh, noi facciamo seminativo, quindi usiamo l'aratro, l'erpice rotante, le seminatrici, le mietitrebbie, ecco questi gli attrezzi. Che bella sta puntata, veramente. Poi Paolo, finalmente una domanda anche seria. Prime considerazioni sulle tue partite giocate. Cosa ti aspettavi dal livello top 12? Lo sa Ferro che vuoi soffergli il posto in terza centro? Allora, come livello sì, me lo aspettavo molto alto, molto atletico. E per Matteo sinceramente non voglio soffiare il posto a nessuno, io dopo queste sono decisioni dell'allenatore, ecco, non sono qua di certo a rubare i posti. Poi, Francesco, tuo padre da giocatore era di quelli che pesavano in spogliatoio. Com'è a casa? Ma io l'ho sempre visto come l'uomo più buono di questo mondo, la sua stazza grande e grosso, non l'ho mai visto cattivo. Dopo in spogliatoio non mi ha mai raccontato niente, quindi penso che siano cose che rimangano lì. Come giusto che sia, Esatto, quello che abbia esatto. nello spogliatoio resta nello Sì, sì, spogliatoio, sì. sempre. Poi c'è una domanda sulla tua vita sentimentale, chiedono quando è che ti sposi. È uno che ti conosce bene, credo, Sì, sì, è anche del mio paese. Questa è una domanda molto importante, insomma. da non chiedere a te probabilmente, da No, chiedere a forse qualcun altro. sì. No, ecco. Sei giovane, no? Sei Sì, 94, 94, 25 anni. Sì, sì. Non saprei sinceramente. Insomma, capiremo, Sì, dai. capiremo in corso d'opera. Ecco, è molto bello questo perché comunque testimonia anche un buon rapporto con i Sì, compagni, sì, il sì, fatto sì. che ti abbiano preso nella... Sì, 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 nella- sono molto, molto contento, ecco, non ho fatto fatica ad ambientarmi. Ecco, parlando di gioco, tra l'altro, non è molto distante il credo di Ale Lodigo da quello di Umberto Casellato, vero? No, si assomigliano molto. Anche esteticamente, S- probabilmente. No, no, so che anche l'anno scorso si incontravano appunto per scambiarsi qualche idea e tendono a incrociarsi come visione del gioco in campo. E secondo me è giusto così, perché se dei giocatori promettenti che sono a Badia dopo passano qua nella Rugby Rovigo sono già improntati, ecco. C'è il famoso sistema di gioco condiviso, no? Esatto. Che aiuta lo sviluppo, insomma, del gioco. Allora, abbiamo menzionato tuo fratello, più vecchio di te, Sì, che ti ha fatto un po' da baglia in prima squadra, no? A Badia. sì, Tu esatto. hai esordito giovanissimo, Ha 17 anni, a 17 anni. Lui quanti anni ha più di te? ha 8 anni in più di me. Per cui, insomma, lui era... Sì, lui era uno dei vecchi e ecco, mi ha aiutato molto anche come esperienza. Ci confrontavamo, ci dicevamo le nostre idee, ecco, rugbisticamente si può dire che siamo cresciuti insieme. Lui ha cominciato a 15 anni anche lui a Badia e io l'ho seguito dopo poco perché comunque facevo un altro sport Cosa facevi? con la palla tonda. A giocare a calcio? Sì, lì a Fiesso, e mi sono imposto di fare almeno un gol nella stagione, non l'ho fatto, ho detto basta, cambio Quindi adesso sport. ti imponi di fare almeno una meta, poi basta, poi ti sposi? No, questo no. È troppo, si è insediato dentro il mio cuore questo sport. Fa fatica a tirarlo via, eh? Sì, sì, sì. Vedo anche a mio papà che ha gli occhi che brillano quando qualsiasi partita guarda, lo vedi che ha ancora la voglia di entrare in campo. Ti dice mai qualcosa? Adesso sulle tue prestazioni, qualcosa? No. A no. tavola non si parla di rugby. Ma si parla di com'è andata, così nel generico, ma delle prestazioni no. Mi ha sempre lasciato le mie libertà, ecco. Non si è mai imposto devi fare in questo modo, devi essere così. Mi ha sempre
mi ha sempre sostenuto perché ho sempre sentito la mano dietro, però mi ha sempre fatto fare quello che mi sentivo, ecco. Ecco, qual è il tuo obiettivo qui in questa stagione? A parte il migliorare, che insomma è una cosa Sì, che... quello penso sia normale. Certo. Obiettivo di certo divertirmi e di riuscire a togliermi qualche soddisfazione anche in questa categoria, ecco. A me mi ha colpito molto questa tua frase sul sito in cui dicevi il tuo sogno era arrivare qui, no? Ma quando poi si avvera un sogno, deve avere un altro sogno. Ma di certo non mi sento arrivato, però sto vivendo il mio Te sogno, la stai ecco. godendo, Sì, esatto, me la sto godendo proprio. aspettando il matrimonio e tutto questo. Allora, facciamo una cosa. Adesso Fabio l'abbiamo tartassato abbastanza, abbiamo capito che la campagna del mais non è andata bene, il fan gli piace, sul matrimonio capiremo, intanto è contento. E avere delle persone felici in questo mondo è una grande cosa. Vi aspettiamo domenica, Certo, numerosi. numerosi, e per la prima in casa, ovviamente con le Fiamme Oro alle ore 15, prima sfida d'alta classifica, mettiamola così, per la Family Z Rugby Rovigo Delta. Vi ricordiamo l'appuntamento il martedì, la partita su TV7 News, e il giovedì alle 21, stesso orario per Rugby House. Conosceremo tutti i giocatori nel corso della stagione, ve lo dico, se c'è un solo così, anche la settimana prossima la faremo fuori, anche la settimana prossima. Altrimenti andremo nel nostro studio, nel quale insomma svilupperemo le varie puntate per tutta questa stagione 2019-2020. Grazie mille Fabio, Grazie a voi. buonanotte e ci vediamo domenica allo stadio.